Ferragosto in città. Dimenticate le serrande dei negozi chiusi e nessuno in giro. Al Campo dei Fiori si stima che nell'arco della festa, quindi da mercoledì a lunedì scorso, siano saliti sulla montagna oltre 5.500 partecipanti, per un totale di 72 paioli di polenta e 800 kg di salsiccia con i funghi portati in tavola. Tra andata e ritorno sulle navette sono stati timbrati oltre 11.000 biglietti. Poi sono più di 100 i volontari che sono stati impiegati sulla montagna, con un'età compresa tra i 18 e gli 80 anni. Successo anche per il Ferragosto Bizzozzelese, che ogni sera ha totalizzato qualcosa come 600 coperti, oltre ai 150 del mezzogiorno. Tra i piatti più apprezzati, fritto misto, polenta e asino e polenta e zola. Il ricavato di entrambi gli eventi andrà in beneficenza.